Il 21 dicembre del 2007 la Slovenia entrava nell'area Schengen. Cadeva definitivamente il confine orientale. La sera del 20 dicembre la grande festa lungo quei valichi che per anni hanno diviso famiglie e amici. Dalle nostre teche ripeschiamo il servizio originale realizzato all'epoca da chi vi parla. Lei di dov'è? Io sono di Trieste. Ecco, si immaginava lei arrivare al 20 dicembre del 2007 e a festeggiare all'interno di quello che una volta era la guardiola di un graniciaro, di un controllo di confine? No, assolutamente no, sicuramente non credevo di arrivare a questo punto qua. È bello avere la libertà di venire senza controlli, non cambia grandi cose, solo non bisogna più esibire il documento per venire. Più felice giorno in mia vita. È una bellissima giornata. È la giornata proprio bella, più di così non può essere. Cosa ne pensa di questa serata? Ma govorim po slovensko? Anche se l'aspettava una festa come stasera? Beh, diciamo di sì, perché alla fine comunque è un evento importante e stiamo vivendo un pezzo di storia. Poteva entrare nella storia. Ma no, Per essere l'unica a essere colpita da una sbarra. ma sì, ma succede. Beh, è stato il sindaco più il cattivo qui, ma sono ancora viva, Emozionato lei di questo evento? È emozionato per un motivo molto semplice, perché da bambino ho visto mettere reticolati e oggi assisto allo smantellamento delle sbarre. No, così presto no. Anche una data storica oggi. certamente. È una bella serata. Bellissima. La giornata più bella della mia vita. Contentissimo. Altro che.